Duine Book, storie di vini, la terza parte di Duine Book che ha preso il via il mese di maggio. Oggi siamo nel cuore del Friuli, in Venezia Giulia, in particolare a Sequals o alle Stanze di Sequals, in questa prestigiosa Villa Savorgnan, una villa che ha ospitato grandi eventi, dove proprio quest'oggi andremo a presentare un grandissimo evento di cultura, enogastronomia, storia e musica. E avremo l'occasione di sentire il nostro coro Sant'Ignazio, partner del gruppo Armada anche su altri progetti come il bando Confini, in storie di pietre, voci di confini, in tempo di pace. Avremo la presentazione di un libro dallo Stelvio al San Gabriele, per poi passare a un concerto pianistico e Dulcis in fundo, prima della presentazione della nostra Linda Simeone, che sarà intervistata dal sottoscritto su 100 metri, il best seller ormai dedicato alle sue avventure di corsa, ma avremo modo anche di dialogare sulle ultime avvenimenti legati proprio alla Via degli Angeli. Concludiamo con una grandissima iniziativa inserita proprio nella storia di vini, ma anche in Città Italiana del Vino 2022, dove il Carso incontra il Friuli con una degustazione di prodotti tipici dell'intero Carso, appunto del nostro territorio, che incontreranno i sapori di Sequals e di questa particolare zona. Sono Enrico Dorico, il sindaco di Sequals. Ecco, mi piace invitarvi a questa serata meravigliosa che si sta mettendo insieme, ed è una cosa a mio avviso molto attesa e molto ben vista qui da noi. Ecco, ci troviamo in questa meravigliosa villa del 1630, la Villa Savorgnan alle Stanze, che ha, diciamo così, prima di tutto è felicissima di avervi tutti qui stasera con noi. Questo è quanto io auspico e quanto spero sia di vostra grande soddisfazione. Col comune di Duino, ben lieta, ben contenta, ha deciso di presentare un evento culturale per far conoscere il proprio territorio e per fare un confronto fra i prodotti locali nostri e i prodotti locali del Carso. Ora, tutto è nato, diciamo così, dall'idea vulcanica che dopo prenderà la parola di Massimo Romita, che fa parte della Città del Vino. Tutta questa iniziativa, diciamo, fa parte della famiglia della Città dei Vini, che è un'associazione nazionale di comuni che diciamo, si sono associati per promuovere il territorio e il vino, e ogni regione, diciamo così, ha la propria associazione, e la nostra è molto attiva e riconosciuta proprio a livello nazionale, assieme a quella della Toscana e quella del Piemonte. Quindi il Friuli, diciamo così, il Friuli Venezia Giulia è molto avanti sull'esperienza dei vini, anche perché è una regione vocata al vino. Tant'è vero che alla fine della serata, poi vediamo il programma, avremo la presentazione delle cantine locali e del Carso. Questa iniziativa si chiama Il Vita le chiases di una volta. La dicitura Las Chasas, dovevamo decidere il titolo, Les Chasas, alla fine. Non so se avete visto lo spettacolo teatrale della Coionè del teatro di Latisana, in cui si diceva qual è il linguaggio comune, prendevano in giro il fatto che dovesse esserci un solo friulano. Noi abbiamo deciso di mantenere il titolo del Friulano delle Stanze, del Friulano di Sequals locale, Las Chasas, in memoria di questa Koine, che era una parola greca che diceva di uniformare le lingue. In realtà non è così, perché ogni territorio ha la propria peculiarità, per quello abbiamo voluto mantenere questo titolo. Ora, prima di passare la parola ai vari diciamo, di presentazione, e prima di leggere il programma, volevo fare menzione anche del fatto che questa iniziativa è nata anche in collaborazione con le associazioni locali. Infatti la Sala di una volta nasce dal fatto che quassù, non è che si descrive il vino come era fatto una volta, ma quassù c'è una bellissima mostra permanente
che fa vedere come si vedeva, come si viveva un tempo nella civiltà contadina. Quindi il vino si trova in questa casa di una volta, in questa casa antica. Sono molto anche contento, prima di passare la parola anche ai vari, diciamo, rappresentanti delle associazioni, vedo che ci sono, lo scopo anche di questa giornata era anche è uno scambio culturale, in modo tale anche a chi viene da Duino, chi viene dal Carso, infatti abbiamo anche il rappresentante dei Lions che dopo lo presenteremo, è un modo anche per far vedere, diciamo, per mettere in contatto anche questi nostri amici, concittadini che vengono corregionali, anzi, che vengono da Duino, in modo tale che conoscono le particolarità del territorio. Quindi anche diciamo, gli amici di Gorizia, magari se non conoscono, potranno apprezzare quello che abbiamo qui. Ecco, questa era un attimo la presentazione per cui sono state coinvolte le varie associazioni locali, in modo tale che abbiano anche loro presentino l'enorme lavoro che stanno facendo. Allora, come diciamo scaletta, quella che condividiamo assieme, prima di far parlare i due sindaci, il sindaco di Sequas, che lo conoscete bene, che è Enrico Dorico, e il sindaco di Duino, che è il nostro ospite di oggi, Igor Gabrovec, e farei dire due parole ai rappresentanti delle associazioni che ci hanno aiutato quest'oggi. Le tre associazioni che diciamo, partecipano sono Francesco Schierati, che è presidente del coro, tant'è vero ci sarà un collegamento fra il coro, diciamo così, farà un collegamento fra il coro di Santa Maria di Lestanza e il coro di Sant'Ignazio, ci ha anche portato, ci ha presentato l'artista virtuoso del pianoforte Sebastian Di Bin. Poi vorrei che parlasse anche Paolo Dalla Bona che diciamo, è colui che mantiene viva anche la villa Antonio De Calvete con una mostra archeologica e ci spiega anche diciamo, com'è strutturata anche la villa, perché Gianpietro, che è qui, che è un noto che poi ci presenterà i vini, ci ha chiesto: ma qua sotto c'è o non c'era una cantina? Quindi magari Paolo può prepararsi magari anche a rispondere a questa domanda. E poi Guido, che è il titolare, cioè è il presidente dell'associazione della SONS, di Stato Operaia, che diciamo ha curato tutto l'aspetto delle case di una volta. In più, ecco, questo è importante, abbiamo anche un'altra mostra che non è presente ma è distante 100-200 metri, che è la dei vecchi mestieri. Come amministrazione, e vi ringrazio tutti i presenti, vedo Gianni Lunari, Bruno, Perfetti, poi arriverà anche Giulio, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso appunto di valorizzare questa villa, tant'è vero adesso avremo un programma, possiamo dirlo, di aprire un piano, l'ultimo piano laterale, faremo un piccolo investimento di 20.000 euro in modo tale da poter, diciamo, avere una stanza supplementare che si accede tramite era già un programma antico, un programma vecchio, tramite una porta, in modo tale che aprire una porta in questa saletta, in modo tale che raduniamo tutte le mostre, diciamo, quella dei mestieri, quella della civiltà contadina e quella di Paolo dell'Archeo 2000 in un'unica struttura. Ecco, questo era solo il cappello introduttivo, mi sono anche dilungato troppo, ma era un modo anche per far conoscere alle molte persone che vengono dalla zona del Carso cosa stiamo facendo alle stanze, che bello che è questo territorio. Quindi io farei parlare prima, non so, Paolo, Francesco, decidete voi, o Guido, due parole a Paolo, potrebbe anche dirla, prima di iniziare Mi hanno detto che dovevo parlare, dire 4 parole, va bene. E saluto tutti gli amici di Duino che sono qui presenti, il sindaco, eccetera. E rappresento il gruppo archeologico Archeo 2000 che quest'anno festeggia il trentennale dell'associazione e abbiamo un sacco di cose in pentola, tra cui il quinto festival dell'archeologia che terremo il 10-11 di settembre. Ecco, in questo festival ci saranno laboratori, ci saranno rievocazioni storiche. Il tema di quest'anno sarà Roma. Per quanto riguarda la raccolta archeologica, è una raccolta archeologica che va nell'ambito geografico fra il Meduna
e il Tagliamento, il fiume che abbiamo qui in Friuli. E nella Pedemontana, naturalmente nei comuni della Pedemontana. Si è sviluppato in parecchi anni, un po' alla volta, e adesso abbiamo varie sezioni, la sezione preistorica e protostorica, la sezione romana, dove la fa da padrona i reperti della necropoli romana di Via dei Pigli, e per ultimo la sezione medievale che fra un po' andremo a completare con nuovi materiali che abbiamo a magazzino, ecco, bei materiali tra l'altro. Ecco, non dico altre parole, ecco, sulla villa. La villa è una villa della prima metà del Cinquecento, costruita dalla famiglia dei Savorgnan, a partire da Girolamo Savorgnan, Merodio Gioppo. Negli anni questa villa ha avuto delle varie vicissitudini, tra le quali anche un ampliamento verso ovest, dove praticamente speriamo che quest'anno o al più breve tempo possibile, come ha detto Francesco, in quella sezione potremo portare il Museo dei Mestieri, che è un museo veramente bello. Ecco. Il contenitore della villa, questa villa cinquecentesca, dà la possibilità di ampliare quelle che sono le risorse e contenerle in un unico contenitore. Questa villa del Cinquecento praticamente è il punto ideale, ecco, del paese e del comune, almeno. A parte abbiamo un'altra villa molto famosa, quella della casa di Primo Carnera a Sequaz. Ecco. Altre cose è meglio che stringa. Vi ho già detto in modo molto succinto quello che facciamo. Facciamo cose per laboratori per le scuole, visite guidate. Il sabato prossimo faremo una passeggiata al castello di Solimbergo, dove praticamente faremo anche un piccolo concerto di musiche friulane che naturalmente vi invito a venire. E con questo vi saluto nuovamente e vi ringrazio per la parola. Grazie Francesco. Intanto benvenuti appunto ai nostri ospiti di Duino. Vi dico due cose: la mostra è gestita dalla Casa del Novecento e gli Antichi Mestieri sono gestiti dalla Società Operaia di Stans, che è l'erede proprio di una mutua nata nel 1892. I tempi sono cambiati, le mutue, cioè non avremmo più potuto sostenere una mutua, e quindi diciamo che dopo il terremoto, dopo un periodo di inattività, la società è rinata come un'associazione culturale di fatto. Attualmente siamo un'organizzazione di volontariato e ci occupiamo di recupero di beni etnografici. La cosa particolare è che, anche se voi vedete questa mostra qua sopra, che è un po' i beni non appartengono a questa villa, se non qualcosetta, in realtà sono beni donati da persone che ci hanno affidati per poterli poi restaurare. Noi li restauriamo o tramite i nostri volontari o tramite dei corsi di restauro che organizziamo, e quindi di fatto quello che ci viene in un certo senso donato o affidato viene rimesso a disposizione della comunità. Attualmente, oltre alla villa, abbiamo anche i mobili di Villa Carnera oppure di altre associazioni o parrocchie dei dintorni. Noi curiamo questi mobili e li restituiamo una volta sistemati, insomma. E questo è un po' il core business della nostra associazione. Poi ogni tanto si fa qualcosa di culturale, però appunto è un piacere comunque che, diciamo, la cosa difficile adesso per le associazioni è proprio farsi pubblicità, insomma. Quindi ringrazio anche il Comune proprio per questa occasione che ci dà, e ringrazio voi per la visita, insomma, perché appunto, essendo tutte persone magari che lavorano, diventa un po' complicato anche seguire le cose, cioè il marketing e quelle cose lì. Niente, siete invitati poi per una visita quando volete, la mostra è già aperta. Se magari appunto per un'esperienza un po' più approfondita, casomai ci siamo io, Marco, Jessica o anche la Silvia, e comunque casomai ci dite e andiamo a vederla, insomma. Se volete c'è la possibilità di andare ai chiavi, Marco, alla mostra degli Antichi Mestieri, che è una piccola mostra che si trova sopra la nostra sede a 200 metri da qua. Casomai chi ha piacere
ci dice andiamo via un momento, insomma, ecco. E grazie a tutti ancora e buona continuazione della serata. Grazie. Francesco, so che siamo un attimo in ritardo, ma almeno 2 parole, poi presenterei anche il coro, ecco. Spero di essere più breve. Do il benvenuto a tutti voi presenti, in particolare agli amici e colleghi del Coro Sant'Ignazio di Gorizia. Il Coro Santa Maria Ville Stans è stato fondato 36 anni fa. Noi siamo fermi da 2 anni praticamente per una serie di vicissitudini, oltre al Covid, quindi abbiamo ripreso giovedì scorso. Speriamo sia di buon auspicio. Ripeto, un benvenuto ai nostri amici. Noi siamo un coro misto, abbiamo un repertorio che spazia dal sacro al profano allo spiritual, al gospel, via dicendo, tradizionale ovviamente. Spero in futuro di poter concretizzare uno scambio appunto con il coro Sant'Ignazio, che chissà che possa andare bene. A tutti, buonasera. Purtroppo per questi motivi che ha appena accennato, perché non ha detto, non si esibiscono oggi il coro, ma avrebbe voluto, ecco, perché è stato fermo di ore. Massimo, prima degli saluti istituzionali, se ho dimenticato qualcuno, Massimo, avrei piacere che se siamo qui e soprattutto grazie a te per vari motivi che spiegherai. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Il ringraziamento da parte del gruppo Armada va anche a Francesco, al sindaco, ma a tutta l'amministrazione di Sequals, che quasi un anno fa, quando è stata stilata la scheda di questo progetto per Città del Vino, ecco, dopo lasceremo la parola al nostro sindaco, e subito ha sposato l'iniziativa, ma l'iniziativa è stata inserita anche all'interno del nostro progetto Duino e Book, Storia d'Europa tra pietre, angeli e vini, che è iniziato a maggio e si concluderà il 3 dicembre a Gorizia, che comprende veramente, come diceva Francesco, un burburì di grandi iniziative, quasi 200 eventi portati avanti anche con le altre associazioni di Duino Resina, Lions Club, l'Aiser, ma anche altre associazioni di Duino Resina che collaborano in questa importante rete. Io mi taccio perché sarò dopo protagonista di presentazione del libro della Grande Guerra, le iniziative della Grande Guerra appunto che il gruppo Armada dal 2012 sta portando avanti per la valorizzazione dei siti della Grande Guerra sul Monte Armada, e con appunto tutte le iniziative che ci sono state, e lancio un messaggio anche per l'archeologia. Noi abbiamo un importante sito paleontologico che quindi sicuramente ci sarà una continuazione di questa preziosa collaborazione. Grazie. Bravo Massimo. Questa è una promessa per fare qualcosa assieme sulle pietre. Niente, chiediamo quei 2 diciamo, rappresentanti delle istituzioni, il sindaco di Duino e il sindaco di Sequals. Chi vuole parlare per primo, chiediamo l'ospite alla fine, l'ospitante alla fine, Grazie, hvala lepa za besedo in za vabilo. Lep pozdrav v imenu občinske uprave in občine Berlina Brežina. Vi ho portato il saluto innanzitutto in sloveno del piccolo comune ma della grande comunità di Duino Vesina, občina Berlina Brežina, che sfattiamo un mito, non è il comune di Duino ma di Duino a Vesina. Un comune che avete avuto modo di conoscere e che si fa conoscere grazie a iniziative come la Città del Vino 2022 e grazie appunto a chi ha ideato questa grande possibilità, che è Massimo Romita. Massimo Romita, che è assieme a me anche membro del Consiglio Comunale ed è consigliere comunale e amministratore del nostro comune, io direi da tutta la vita, ecco, per farla molto breve. I comuni e i sindaci sono poca cosa, ecco, come istituzione, se non c'è dietro a loro una vasta rete associativa. E io credo che in questo senso, da quel che ho capito, vale qui da voi, ma vale tanto più dalle nostre parti, ecco, le associazioni sono il vero humus della nostra comunità. Una comunità che è variegata, potremmo parlare anche di pietre e di vini, ma è variegata soprattutto e ad iniziare dalla propria composizione
linguistica e culturale, un comune che ha maggioranza naturalmente di lingua italiana e c'è una minoranza di lingua slovena che è parificata statutariamente per legge a quella italiana, nel senso che è un comune perfettamente bilingue. Nel Consiglio Comunale di Duvino Vesira si può parlare ciascuno in italiano o in sloveno e c'è il sistema di traduzione simultanea, lo stesso vale per gli atti pubblici e via dicendo. Da un po' di tempo c'è anche il vessillo della comunità slovena che è in questo momento uguale alla bandiera nazionale della Slovenia, assieme alla bandiera italiana e alla bandiera europea. Dicevo la comunità slovena e la comunità italiana, ovvero la comunità italiana e quella slovena, e nel dopoguerra si è raggiunta secondo me come un'importante aggiunta anche la comunità che io definisco comunità figlia dell'esodo, la comunità istriana. La storia dell'esodo la conoscete tutti, non va riassunta. Sono nati 2 villaggi dedicati allora proprio alla comunità dell'esodo. Una comunità che mi sta, nonostante tutto, mi presentano spesso come un sindaco sloveno, ma io dico il valore aggiunto di questo sindaco sloveno è che non è un sindaco sloveno, ovvero non solo sloveno, ma è un sindaco perfettamente bilingue. Padre sloveno, ma madre appunto figlia della comunità dell'esodo italiana dell'Istria. Una differenziazione che nel passato significava spesso scontro e motivo di rancore e di divisione. Oggi secondo me ecco, questa pagina, questa faccia pluriculturale, plurilinguistica del nostro comune è uno dei valori aggiunti. Si è parlato prima di pietre e di archeologia, ecco, il nostro comune ha una delle fortune, ecco, oltre ad essere un comune abbracciato tra il Carso e il mare, confinante con la Slovenia, con la grande città di Trieste, colleghiamo Trieste al resto d'Italia. Un comune che passa dal Carso triestino per abbracciare il Carso provinciano. Voi avete un grandissimo fiume, noi abbiamo forse il fiume più piccolo se si conteggia, se si considera soltanto la parte che emerge del Timavo, poche decine di metri, poche centinaia di metri, se non consideriamo tutto il tratto nascosto che arriva dalle grotte di San Canziano e passa e poi sbuca qua e là. Dicevo, archeologicamente importante, per le pietre dove abbiamo le cave di Oresina, che sono tra le cave, forse una delle cave, la pietra e il marmo più conosciuto delle nostre parti, una tradizione di 2000 anni almeno, quindi una tradizione di escavazione che risale all'epoca romana, ma anche appunto archeologicamente dal sito paleontologico, che è una delle trovate più recenti in questo campo, dei dinosauri del viaggio del pescatore, fino ai giorni nostri, fino all'altro ieri, ai siti della prima guerra mondiale, i resti dei disastri della seconda guerra mondiale, e nel mezzo i castellieri, le tracce di epoca romana, medievale, e via dicendo. Un comune ricchissimo che è ben poca cosa se non si collega con gli altri. Non siamo una isola, e in questo senso iniziative come la Città del Vino e iniziative appunto come questa, che attraverso le associazioni promuovono l'incontro e la collaborazione, ci aiutano a confrontarci e a ragionare a come promuoversi assieme. Abbiamo tante cose che ci uniscono: i fiumi, la passione per l'archeologia e quello che significa l'archeologia nella promozione di un territorio, i grandi vini che negli ultimi decenni del dopoguerra si sono sviluppati molto. I vini del Carso, dello Smith, venivano giudicati fino a qualche decennio fa spesso imbevibili. Ecco, si beveva molto ma si beveva male. Secondo me oggi si beve molto meno, non dico troppo poco, ma molto meno, i produttori direbbero troppo poco. Si beve meno ma si beve molto meglio. Sono cresciuti dei grandi produttori del Carso, uno di questi è Cante, che è il padre dei grandi vini in questo momento, che è il più vecchio, il più anziano, seppur non anzianissimo, dei grandi produttori di Prepoto. Ma ecco, abbiamo anche nel campo della viticoltura, dell'enogastronomia, abbiamo scelto, per fortuna, hanno scelto chi c'era prima di me, la strada della promozione nel senso della ricerca dell'eccellenza, della qualità. Concludo dicendo appunto che dobbiamo rimanere su questa strada. Non serve produrre molto, ma bisogna produrre, promuovere, offrire qualità. Il turismo che ci interessa è il turismo di nicchia, di qualità.
il turismo che porta valore aggiunto e che non distrugge, non è il turismo delle cavallette, ma è il turismo di chi viene con la voglia di conoscere, chi porta esperienze e chi poi anche ritornando a casa sa raccontare la storia di una comunità, di un territorio e di ciò che quel territorio, quella comunità sanno offrire. Sono stato come sempre troppo lungo, ringrazio tutte le associazioni, ecco, ma ci sono tanti rappresentanti delle nostre associazioni qui presenti che assieme a voi stanno creando l'occasione di questa serata che ci ha ritirato tutti reciprocamente. Spero di poter vedere tanti di voi a Duino Gorisina prossimamente, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e sviluppare ancora quella che è quello che è il filone, ecco, che ha portato anche a questa serata. Quindi il voler confrontarsi, il voler collaborare, il voler crescere assieme, unificando un po' le eccellenze dei rispettivi territori. Ringrazio, anche fresco, si potrebbe davvero stappare subito. Ringrazio Massimo Romita perché si è ricordato di portare un presente. Ecco, invito il sindaco, al quale passo il microfono, per passarvi una bottiglia di un grande rosso Ludwig in questo caso, che tra passato e futuro il gusto del papà di mia madre Ludwig, rosso testimone di autentico Carso. Un vino di Cante che in pochi lo sanno, forse non lo sa nemmeno Massimo, ma è di Cante, è un mio terzo cugino, nel senso che abbiamo un incrocio di parentele che mi rende particolarmente anche onorato di essere oggi qui con un suo vino che è un grande vino del Carso. Ci vorrebbe un Gesù per renderlo sufficiente a tutti, ma non lo posso dire mai. Volevo ringraziare che era Antonella, che l'ha detto adesso, diventasse subito. Gli altri sono al fresco, gli altri vini sono in fresco. E ha contribuito enormemente alla riuscita di questa Antonella, non mi ero dimenticato, ma Quindi mi associo anch'io a questi ringraziamenti. Mi ha fregato il ringraziamento di Antonella che lo stavo per fare, ma comunque va bene lo stesso. Comunque grazie Antonella veramente, ma grazie a tutti quelli che hanno collaborato, tutti quelli che hanno avuto la volontà di capire questa cosa. Per noi il fatto di essere entrati nella città del vino è stato un momento molto importante. Abbiamo discusso all'interno, abbiamo discusso a lungo su tutte queste cose qui e abbiamo trovato tutti quegli elementi di cui veramente avevamo bisogno. Avevamo bisogno di comunicare, avevamo bisogno di mettere insieme delle persone che facevano parte del mondo del vino, sui quali i rapporti erano molte volte anche abbastanza chiusi, abbastanza stretti, e siamo riusciti pian piano a entrarci dentro e quindi collegare queste cose. Sono dei neuroni che noi abbiamo cercato di mettere insieme e vediamo già che alcuni aspetti di questi si manifestano già subito. Due parole per il nostro piccolo comune, che naturalmente rappresentiamo. È un comune che a noi che siamo una terra di emigrazione. Chi come noi è stato per molti anni all'estero, io ne ho fatti tantissimi, non può fare a meno di amare il suo comune. C'è una forte spinta a tornare, c'è una forte spinta a prendere in mano e a tirare quella carretta che è necessario tirare quando si deve anche gestire un comune del genere. Però con un'idea, quella di dire lì ci sono state le nostre radici, lì torniamo, lì facciamo tutto quello che è possibile. È un sentimento questo che a me mi ha pervaso totalmente, però penso sia anche un tesoro che molti si portano dietro, specie quelle persone che, essendo per tanti anni distanti da questa realtà, poi sentono il fantastico bisogno di avvicinarsi invece. Ecco, noi cerchiamo in tutti i modi di collaborare all'interno, quindi di avere tutta una serie di elementi che diano dei valori aggiunti a tutte quelle azioni che stiamo facendo, in modo particolare anche nel mondo della cultura, nel mondo del rapporto, della comunicazione che noi abbiamo. Quindi anche in questo cerchiamo di essere più spingenti possibili, diciamo così, per organizzare, per fare.
abbiamo delle mostre che sono qua, diciamo, quasi in continuità in questa villa, che naturalmente cerchiamo di organizzare con il massimo senso di centrare degli argomenti e di portarli poi a termine. Abbiamo in questo momento una mostra di Edo Janic, che è un personaggio particolarissimo, veramente sarà qui questa sera con noi, se qualcuno vorrà poi approcciarlo ci potrà anche dare dei nomi sui suoi lavori. E oltre a questo continueremo, diciamo così, già subito, i primi di settembre, con un'altra mostra ancora, che chiameremo La Stanza delle Meraviglie, dove 14 diciamo, artisti proporranno delle loro opere, e questa mostra durerà poi fino a fine novembre. Abbiamo poi tutta un'attività collaterale, che sono naturalmente le visite alle nostre ville, in modo particolare Villa Carnera, dove siamo sempre molto vicini, dove siamo sempre molto attaccati, perché abbiamo in eredità un mito importantissimo, e questo ce lo vogliamo, diciamo, sicuramente curare, no? Quindi ecco, tutte queste cose che mettiamo insieme lo facciamo anche perché abbiamo bisogno anche noi di sviluppare un discorso anche a livello turistico, a livello di, diciamo così, di rapporti con le persone che possono venire qui e capire chi siamo, capire quali ricchezze abbiamo anche noi da poter offrire, da poter omaggiare, da poter anche far partecipare anche loro. Noi cerchiamo in tutti i modi di sfuggire da quell'ottica che dice subiamo il turismo. Ecco, noi vorremmo in qualche modo poterlo produrre questo turismo, poterci contare sopra, poterlo iniziare per poi portarlo a termine con le cose che naturalmente un'azione del genere richiede. Quindi poi essere oggi in questa villa con voi, con il sindaco di Duino Audisina, certo, no? Ecco, e poi con tutte le persone che questa sera sono con noi, con l'assessore qui di riferimento. Ecco, io dico che la villa in questo momento anche lei sorride e vi ringrazio. Tutto lì. Grazie e buona serata.